vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in single player affrontando il quarto Gran Premio della nostra stagione. Siamo riusciti a ottenere ben 16 punti negli ultimi Gran Premi, quindi quest'oggi dobbiamo ottenere un accesso alla parte alta della classifica per distanziarci più o meno dai nostri predecessori all'interno della classifica del campionato piloti e soprattutto anche del campionato costruttori. Potete vedere che ci ritroviamo al nono posto del campionato piloti con Mark Webber a soli 2 punti di distacco, mentre nel campionato costruttori dobbiamo darci un pochino una mossa, partire all'inseguimento della scuderia Ferrari che si ritrova a circa 21 punti da noi stessi. Però prima di dirigerci come al solito all'interno della nostra sezione dei box, sicuramente vedere la set, la nostra posizione in qualifica, daremo un'occhiata a qualche caratteristica in più sul circuito del Bahrain che quest'oggi affronteremo. È un circuito davvero molto difficile e tecnico, comunque offre grande possibilità di sorpasso grazie ai 4-5 rettilinei che sono presenti. Comunque ci sono 14 giri da affrontare con 15 curve a giro per un totale di circa 41 km a giro. Stiamo a vedere cosa dice l'ingegnere. Inizia il nostro giro di prova qui sul circuito del Bahrain, con i box disposti sul lato destro e il KERS e il DRS già attivi per il rettilineo principale. Presta attenzione al cartello dei 100 metri sulla sinistra e muovi la monoposto passando dalla settima alla prima in corrispondenza del punto di corda. Taglialo a favore della seconda curva e rimani il più largo possibile o rischi che il retrotreno ti sfugga facendoti perdere slancio. Ora comincia la pendenza verso la quarta curva e vedrai di nuovo il segnale dei 100 metri. Sposta la vettura sulla destra, ma fai attenzione a non perdere il controllo del retrotreno in uscita, perché in quel punto la pista si abbassa. Ecco la quinta e la sesta curva, una parte del circuito in cui devi mantenere la spinta in vista del tornante numero 8, un punto di sorpasso favorevole se non chiudi bene la traiettoria. Ora la corsa prosegue con la nona e la decima curva, entrambe verso sinistra, in cui è facile inserirsi nella parte interna a sinistra che si libera quando si svolta in corrispondenza del punto di corda. Anche in questo caso non toccare troppo il cordolo in uscita o perderai tempo e spinta sul breve rettilineo che conduce all'11ª curva. Sposta la vettura a destra e scala dalla settima alla terza per poi risalire con le marce mentre la pista si perde alle tue spalle lungo l'11ª e la 12ª curva. Spingi al massimo in quest'ultima e preparati ad affrontare la 13ª, in cui dovrai allargarti il più possibile in vista del lungo rettilineo che ti condurrà alla curva finale. Qui la pista si innalza e si abbassa rendendo difficoltose le frenate nell'ultima curva. A sinistra vedrai il cartello dei 100 metri. Lancia la vettura in quest'ultima curva a destra con doppio punto di corda e ricordati di effettuare una buona uscita o il giorno della gara rischi di trovarti in svantaggio in vista della prima curva. Bene, ecco appunto al termine della nostra presentazione siamo riusciti a comprendere che il Gran Premio del Bahrain è uno appunto dei più tecnici e anche dei più difficili, però cercheremo di dare del nostro meglio, ovviamente mettendo tutte le nostre capacità. Bene, è arrivato il momento di catapultarci direttamente all'interno dei nostri box Williams. Vediamo un po' quello che riusciremo a combinare quest'oggi. State a vedere. Eccoci all'interno dei nostri box Williams. Come potete ben vedere ci ritroviamo finalmente all'interno della nostra cara e amata monoposto, però vediamo un po' quello che accade nel nostro pad. Oggi il meteo porta sole con qualche nuvoletta, però la temperatura arriva a circa 24 gradi centigradi, quindi sicuramente l'asfalto sarà a 30 gradi centigradi, 32 o forse qualcosa in più col passare del tempo. Comunque è un territorio che è ostile ai nostri pneumatici. Sono riuscito a ottenere l'11ª posizione con un tempo davvero buono, infatti ci distanziamo da Hülkenberg, Perez e Jenson Button solo di pochi decimi di secondo, quindi abbiamo effettuato quasi lo stesso tempo. Sicuramente possiamo ottenere grandi cose in questa battaglia. Per quanto riguarda Maldonado si ritrova a 4 posti appunto dietro di noi, quindi abbiamo portato in cassa un altro bel punto proprio contro il nostro caro ragazzone. Ci troviamo a 4 su 5, però dobbiamo certamente guadagnare altri punti per essere più competitivi nel campionato piloti. Bene, per quanto riguarda invece il nostro assetto, è un assetto davvero molto particolare. Intanto vi ricordo che è stato montato appena adesso il blocco che permetterà il miglioramento appunto della nostra scocca posteriore, aumentando il carico aerodinamico del 5%, quindi sicuramente saremo più competitivi per quanto riguarda quest'ambito. Allora,
Allora, per quanto riguarda il nostro assetto, ho seguito i vostri consigli e sono riuscito a elaborare un'aerodinamica abbastanza equilibrata, avendo una discreta velocità massima ma anche una grande aderenza in curva. Questi valori ovviamente sono i valori base, però ovviamente possiamo accompagnarli anche a una frenata molto tranquilla, un bilanciamento tra il sovrasterzo e il sottosterzo che ovviamente mi è molto utile nelle diverse fasi della pista dove sono richiesti entrambi con una leggera maneggevolezza. Per quanto riguarda la pressione, abbiamo impostato la pressione dei freni nella maniera più elevata per ottenere grande prestazione, soprattutto nel momento in cui ci fermeremo dopo questi enormi rettilinei. Per quanto riguarda invece il bilanciamento, mi sono basato molto sulla reattività della nostra autovettura, visto che ci serve grande trazione, però ovviamente mi sono anche contenuto per quanto riguarda l'aderenza in curva e potete vedere i valori che abbiamo davanti. Potete anche utilizzare, ragazzi, questo assetto per una prova, è davvero molto competitivo. Le sospensioni invece sono abbastanza alte, proprio perché il circuito ha leggeri dislivelli e sicuramente abbiamo bisogno di una grande resistenza ai cordoli per affrontarli nel modo migliore. Ovviamente queste sospensioni agevolano il mio stile di guida, ovviamente anche la loro rigidità è molto importante per avere grande trazione a scapito ovviamente dell'usura dei nostri pneumatici. Per quanto riguarda invece il cambio, ovviamente sto utilizzando delle marce un po' lunghe per sfruttare al massimo le nostre possibilità nei diversi rettilinei del terzo e del secondo settore. Comunque è una velocità massima che arriva ai 310 km/h, cercheremo di raggiungerla con DRS attivo. Per quanto riguarda la testata del motore, stiamo usando la seconda testata al 98% di integrità, la prima l'ho messa da parte perché sicuramente dobbiamo avere il massimo della potenza erogata dal nostro motore, che viene sicuramente allineata in maniera concreta. Utilizziamo una campanatura anteriore e posteriore che si basa molto sull'accelerazione in rettilineo, e per quanto riguarda invece l'angolo anteriore o posteriore è stato posizionato in modo tale da avere anche una discreta stabilità in curva. Quindi è un assetto, ragazzi, davvero vario, importante per il mio stile di guida, però potete anche provarlo perché potrebbe essere davvero molto efficace. La classifica generale riguardante ovviamente Sakir posiziona Vettel in prima posizione, seguito da Lewis Hamilton, Nico Rosberg, e la Ferrari di Fernando Alonso seguito da Mark Webber, il nostro rivale che per adesso abbiamo appunto dietro nel campionato piloti. Possiamo direttamente, ragazzi, perfetto, dobbiamo ancora scegliere la nostra strategia di gara. Allora, per quanto riguarda il Gran Premio del Bahrain, abbiamo ben 14 giri disponibili. Allora, il carburante lo lasciamo sempre prudente perché è davvero una scelta molto interessante, però questa volta monteremo dei pneumatici duri al sesto giro, e per quanto riguarda l'inizio gara ci baseremo come al solito su dei pneumatici morbidi con il 100% dell'integrità. Perfetto. Mentre per quanto riguarda i pneumatici duri che utilizzeremo al sesto giro, vediamo un po', selezione il tipo di pneumatico, vediamo se hanno il massimo della loro aderenza, vediamo se perfetto, saranno al massimo della loro integrità, quindi possiamo lanciarci con questa sezione appunto, con questa sorta di strategia. Allora, per quanto riguarda questa gara cercheremo di dare il massimo, ragazzi, sicuramente dobbiamo ottenere ottimi risultati alla partenza, quindi le gomme morbide ci aiuteranno a effettuare quello che intendiamo. Eccoci all'interno della nostra postazione di partenza, 11° posto. Certo che recupereremo, amico mio. 10° posto Hülkenberg, 5 semafori accesi, ed ecco che inizia il Gran Premio del Bahrain. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Perez, Hülkenberg davanti a noi, siamo riusciti a ottenere un'ottima partenza non facendo slittare i pneumatici posteriori. Attenzione, anche Perez, 9° posto, vediamo se possiamo intrufolarci immediatamente all'interno del primo settore. Avanti con la prima curva, attenzione ai contatti, mamma mia, attenzione, ci tocchiamo con il pneumatico anteriore sinistro della nostra autovettura. Intanto si parte, Rosberg davanti a noi, 7° posto, vediamo un po' chi abbiamo dietro. Paul di Resta, Perez accompagnati da Jenson Button, 11° posto, 8ª posizione appena adesso ottenuta. Vediamo se possiamo fare qualcosa in curva. Attenzione, Felipe Massa ci ostacola frenando in maniera molto azzardata, però siamo riusciti a ottenere il sorpasso. 6ª posizione Van Helgen, attenzione, ancora si continua, primo settore, si avanza a tutta manetta, probabilmente le due Red Bull davanti a noi. Webber, 5ª posizione, non è avanzato molto, vediamo se possiamo avvicinarci al pilota australiano. Si continua ancora con una grande velocità massima, abbiamo ancora un bel po' di KERS, vediamo se possiamo effettuare il sorpasso in questa prima fase del nostro circuito. Si va a tutta manetta, attenzione a non ostacolare il pilota, attenzione, siamo riusciti a ottenere un sorpasso sul cordolo, attenzione, vediamo un po'. Grazie, amico mio, i complimenti anche del nostro ingegnere. Intanto si continua nei riguardi di Raikkonen, vediamo se possiamo frenare nella maniera migliore, attenzione a non finire fuori pista. Grande aderenza della nostra Williams, vediamo come va il carburante. Non ho impostato ancora la miscela elevata, siamo partiti con la miscela secondaria, sicuramente avremo ancora grandi possibilità di farlo col passare del tempo. E ancora si continua qui a Sakir, a un secondo e un decimo dal nostro Raikkonen. Ancora Webber, 5ª posizione, il serpentone si è evoluto, la Williams riesce a scavalcare tutti i piloti arrivando quindi nelle posizioni
posizioni un pochino più calde della nostra classifica. Ancora si continua, grande aderenza, vediamo se possiamo continuare, circa 1,43 sarà il nostro giro, vediamo un po' se è vero, attenzione, eccoci arrivati, 1,43 qualcosa, perfetto. Ancora si continua con Mark Webber, l'australiano, tenta il sorpasso all'esterno nei riguardi della Williams, vediamo quello che riesce a fare, 1 contro 1, vediamo se è costretto nuovamente a rientrare Scia, mamma mia, colpiamo un attimo il cordolo esterno, però siamo riusciti nuovamente a riprendere la traiettoria. Ancora si continua a grande velocità massima, attenzione che la quinta posizione potrebbe andare abbastanza bene, però dobbiamo fare sempre di più, gomme morbide, vediamo un po' come vanno, non sono per niente usurate, benissimo, attenzione, ancora si continua, dobbiamo acciuffare il nostro Raikkonen, abbiamo ancora un bel po' di KERS, vediamo di sfruttarlo, il DRS sarà abilitato tra qualche secondo, vediamo se possiamo entrare nuovamente in curva, grandi, nel secondo settore siamo davvero molto competitivi, 5 decimi di secondo il nostro Mark Webber, si sta procedendo a una velocità davvero interessante, vediamo se possiamo fare del nostro meglio, grandi, mamma mia che Williams quest'oggi, 2 giri in più per il nostro carburante, ancora non l'abbiamo toccato completamente, quindi stiamo guadagnando davvero tanto sul nostro caro e amato Raikkonen. Ancora si continua nei riguardi del nostro caro amico, questa sezione potrà essere utilizzato il DRS ragazzi, intanto ancora Mark Webber, sesta posizione, tenta di scavalcarci, però probabilmente non ci riuscirà. Ancora si continua nei riguardi del nostro caro serpentone, che per adesso vede proprio alla testa di questo grande serpentone probabilmente Vettel, seguito da Lewis Hamilton e Fernando Alonso, la triade come dire più completa della nostra avventura. Attenzione, vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante in questa ultima fase, siamo andati un attimo a sbavare, però abbiamo recuperato con il cordolo esterno. Attenzione ancora Mark Webber, tenta il sorpasso all'esterno nei riguardi dell'ultima curva, vediamo quello che riesce a fare, eccolo, attenzione il sorpasso, è costretto nuovamente a rientrare in scia, però la Williams riesce ad affrontare nella maniera migliore la curva, grande azione, siamo entrati proprio nella sezione del DRS, il nostro ingegnere forse ha detto qualcosa però non l'ho neanche ascoltato, DRS abilitato proprio. Benissimo, Mark Webber è costretto a difendersi e quindi sicuramente ci lascerà in pace per qualche giro. Benissimo, attenzione che dobbiamo recuperare il nostro caro Raikkonen davanti a noi, probabilmente ha utilizzato una miscela elevata e proprio per questo ci sta scappando, però per adesso dobbiamo mantenere il carburante ragazzi, perché voglio utilizzare la miscela elevata nel momento in cui arriveremo con i pneumatici duri. Attenzione, ancora si continua, mamma mia ragazzi, questo oltre al Belgio è uno dei circuiti che preferisco perché ci sono grandi possibilità di sorpasso, oltretutto anche grandi possibilità di effettuare frenate in maniera concreta e anche di ottenere velocità massima in rettilineo. Ok, ancora si continua, abbiamo recuperato parecchio, non sono riuscito a vedere il tempo, però 1,38 e 347 il nostro miglior giro, quindi davvero ottima prestazione. Ancora si continua nei riguardi di Raikkonen è ancora a vista ragazzi, quindi possiamo beccarlo. Ancora si continua, vediamo se possiamo attivare l'ala mobile posteriore, sarà a circa 1,5 secondi dalla nostra posizione, si passa sotto il muretto Pirelli, qui ci sarà un caldo ragazzi a Sakhir, intanto vediamo se possiamo affrontare la curva del secondo settore, questa è una delle più complicate, anche in qualifica mi ha sempre mandato fuori pista, però adesso l'abbiamo affrontata nel modo migliore. Ancora Mark Webber, l'australiano, dietro di noi si affronta il cordolo esterno con un pochino di sporcizia, però attenzione, si recupera circa 2 decimi di secondo sul nostro grande pilota, eccolo qui, australiano ancora dietro di noi, tenta il sorpasso, ecco Mark Webber proprio nello specchietto, si fa sempre più grande con la sua Red Bull all'interno, è costretto nuovamente a rientrare, mamma mia che prestazione, si perde un attimo di aderenza. Ancora si continua con Raikkonen che ricopre la quarta posizione, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, intanto non si vedono nuvole in cielo. Rivelano che fra 2 giri Rosberg dovrà effettuare una sosta ai box. Rosberg effettuerà una sosta ai box, credo che Nico Rosberg si ritrovi all'interno della seconda posizione. Comunque una delle curve che ci frega, il miglior tempo della gara. probabilmente una delle curve che ci frega all'interno del nostro circuito è l'ultima curva ragazzi, proprio perché perdiamo un bel po' di aderenza e Raikkonen riesce a scappare. Comunque sempre il quinto posto può andare abbastanza bene, vediamo se possiamo entrare adesso immediatamente in curva, grande, andiamo, vediamo quello che possiamo fare. A tutta manetta, forza, avanti nel secondo settore, grande azione, abbiamo perso circa 1 decimo di secondo, però stiamo riuscendo a mantenere alta la nostra testa. Attenzione, vediamo se possiamo recuperare sul nostro grande amicone, qui Raikkonen davanti a noi, a forza, tutta manetta, grandi, intanto Nico Rosberg, ecco dov'è Nico Rosberg, sesta posizione, credevo che fosse arrivato, come dire, all'interno delle prime posizioni, comunque siamo riusciti a toglierci finalmente di mezzo il nostro caro Mark Webber, e comunque ancora si continua, qui a Sakhir, sotto il sole, guardate un po' il nostro casco come risplende appunto al sole, intanto eccolo Nico Rosberg, tenta il sorpasso, vediamo se possiamo eliminare questo dannato distacco, vediamo se possiamo farcela, diamo un'occhiata adesso immediatamente, eccolo sempre attaccato a noi come un mastino inferocito direttamente alle nostre chiappe, stiamo perdendo Raikkonen, maledizione abbiamo perso parecchio in questo giro, dobbiamo recuperare, andiamo, eccolo ancora Nico Rosberg dietro di noi, il tedesco tenterà il sorpasso, vediamo un po' dove va, all'interno o all'esterno, è indeciso, c'è troppo poco spazio, però è costretto nuovamente a rientrare in scia, eccolo, attenzione probabilmente
velocemente, andiamo, dosiamo bene l'acceleratore in questa curva, benissimo, vediamo come vanno le gomme, vanno abbastanza bene, sono molto usurate però ancora possono resistere, ed ecco che Nico Rosberg qui può effettuare un grande punteggio ottenendo un grande sorpasso, è costretto nuovamente a rientrare. Attenzione che ancora abbiamo perso qualcosa sul nostro grande Raikkonen, purtroppo le nostre gomme non stanno reggendo più, ho perso qualche secondo negli scorsi giri, però stiamo mantenendo davvero la testa alta, ci siamo distaccati tantissimo dal serpentone che precede Rosberg, quindi davvero un ottimo giro, 1.38.056 come miglior giro nostro. In qualifica mi sembra che ho effettuato un giro di circa 1.37.800, comunque un giro davvero molto interessante. Attenzione, ancora si continua, secondo settore siamo riusciti a migliorare di 8 millesimi di secondo e ci troviamo a 4 decimi di secondo dal nostro grande amato Rosberg. Vediamo di continuare, questa volta un pochino troppo larga, però con una bella scossa nel sedere, ovvero il nostro caro e amato Kers, riusciamo a recuperare. Allora vediamo un po' adesso come vanno i nostri pneumatici, dobbiamo tenerli sempre d'occhio ragazzi, perché potremmo anche anticipare la sosta, ricordatelo. Ok, vediamo un po', la temperatura del motore è ideale, la temperatura dei freni per adesso va molto bene, mentre la temperatura dei pneumatici come al solito perfetta. Abbiamo solo il pneumatico anteriore sinistro molto usurato, quindi cerchiamo di tenerlo sott'occhio. Attenzione, sempre questa dannata curva, si perde un po' di aderenza e qui Nico Rosberg può effettuare un ottimo punteggio ottenendo un grande sorpasso all'esterno nell'ultima curva. Vediamo un po' quello che riesce a fare, ci annusa il posteriore, vediamo di andare in avanti nella maniera migliore. Mi sembra che debba fermarsi adesso, perché mi sembra che l'ingegnere qualche giro scorso ci ha riferito questa informazione, però tenta il sorpasso all'esterno, la Williams probabilmente non ce la farà, vediamo un po' in curva ed è costretto nuovamente a rientrare. Grande azione della nostra Williams in frenata, ottima mossa. Allora vediamo come sta andando, vediamo un po', il carburante è ancora miscela elevata, l'abbiamo distanziato di tantissimo, DRS attivo. Dobbiamo rientrare alla fine del giro, benissimo, sicuramente dobbiamo fare molto presto, quindi in questo giro... Oh no, non ero abituato alla mobile posteriore. Maledizione, abbiamo perso parecchio, vediamo di recuperare, avevamo ottenuto diversi secondi di vantaggio sul nostro Nico Rosberg ma li abbiamo persi. Allora dobbiamo essere molto rapidi in questo giro, attenzione, attiviamo la nostra miscela carburante elevata, perché in questo giro dobbiamo essere davvero molto competitivi. Andiamo, abbiamo ancora un bel po' di Kers, vediamo di distanziarci dal nostro Nico Rosberg, avanti che ci riusciamo, benissimo, abbiamo perso circa 2 decimi di secondo, però non male, continuiamo, avanti che ci riusciamo. Attenzione alle nostre sospensioni, vedete ragazzi come le sospensioni alte servono in questi casi quando ci sono ovviamente tantissimi cordoli disponibili. Adesso ripensandoci rimettiamo la miscela normale, perché abbiamo le gomme usurate e non possiamo sprigionare tutta la nostra potenza, perché sicuramente perderemo aderenza. Quindi continuiamo, attenzione alla sezione del DRS nuovamente attiva, mi fa paura Nico Rosberg, però vedete un po' la nostra trazione, la nostra reattività come ci distanzia dal nostro Nico Rosberg in partenza. Comunque davvero una grande prestazione. Vediamo un po', attenzione, qui Nico Rosberg potrebbe fare un punteggio pazzesco ottenendo il sorpasso all'esterno. Maledizione, in questo giro abbiamo perso parecchio, vediamo di continuare che le gomme non le riesco più a reggere ragazzi. Avanti, rientra ai box in questo giro. va bene amico mio, cercheremo di fare del tuo meglio. Avanti, 3 decimi di secondo il nostro Rosberg e ancora sarà una lotta a chi entra prima in box. Il problema ragazzi è che io non sono riuscito a capire dove sono i box. Vediamo un po', attenzione, dove sono i box ragazzi? Oh mio Dio, pensavo che fossero in questa sezione. Eccoli, sicuramente dobbiamo entrare adesso. Ci sarà un'intera fila di piloti che tenterà di entrare immediatamente ai box. Cerchiamo di andare con calma, grandi, ed entrano direttamente anche Nico Rosberg dietro di noi, accompagnato da meccanici Ferrari. Esce immediatamente la Red Bull, McLaren, ecco i meccanici Williams. Vediamo un po' quello che riescono a fare. Cambiate ragazzi, cambiate, 2 secondi, 3 secondi, ottimo. Questo fine settimana ci siamo allenati alla grande. Ok, questo giro ragazzi concentrazione, molta concentrazione, perché dobbiamo sicuramente recuperare. Avanti, usciamo, ecco Nico Rosberg ancora dietro di noi, miscela elevata, andiamo alla grande, attenzione. Ok, vediamo che abbiamo davanti Ricciardo insieme a una grande quantità di piloti che dobbiamo sicuramente superare. Avanti che ce la facciamo, abbiamo ancora un bel po' di Kers, vediamo se possiamo recuperarli a tutta manetta nei riguardi di Ricciardo. Proviamo adesso il sorpasso in frenata, vediamo un po'. La tua vettura sia più lenta a causa delle gomme, il pilota che ti precede non ha guadagnato. Ottimo sorpasso, Ricciardo riesce a difendersi, però sicuramente siamo riusciti noi ad avere la meglio. Ancora si continua, vediamo un po', potete vedere che queste dannate gomme dure non riescono bene a reggere perché ancora sono molto fredde. Vediamo di recuperare anche sul pilota che abbiamo davanti, non riesco neanche a capire chi è. Grosjean, ok, vediamo di recuperare, speriamo che non si sia fermato a cambiare le gomme, vediamo un po' se è vero. Allora, direttore di gara, Grosjean, pneumatici morbidi, deve ancora mettere i pneumatici duri, benissimo, vediamo di continuare, ancora in avanti, benissimo, si dovrà fermare all'interno di questo giro, siamo molto più veloci
veloci di lui, vediamo se possiamo attivare la mobile posteriore, e oltre il secondo purtroppo, però si continua, pneumatici ancora molto freschi, ancora abbiamo tantissimo carburante, 7 giri appena adesso effettuati, quindi sicuramente avremo molte possibilità per i prossimi 7. Ancora si continua adesso nel terzo settore, proprio nella maniera migliore, abbiamo ottenuto davvero un grande successo in questa sezione proprio adesso, date un'occhiata a quella grande velocità massima che stiamo sprigionando, vediamo un po' di continuità. Dietro di te ha un solo secondo di ritardo, un secondo. Va bene, però sicuramente il nostro Grosjean si fermerà adesso ai box, vediamo un po', ci sono anche diversi piloti che stanno adesso per entrare nella pit lane, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa, attenzione a non fare sgommare i nostri pneumatici, vediamo che intende combinare Grosjean, ancora eccolo, entra ai box, perfetto, vediamo un po' se possiamo procedere nella maniera migliore, diversi piloti si sono fermati appena adesso, un bel po' di KERS per riuscire a ottenere il sorpasso, vediamo un po', abbiamo recuperato 2 posizioni, mamma mia, Gutierrez si è fermato anche adesso, attenzione, freniamo, benissimo, ok, sesta posizione, Maldonado quinto posto, sicuramente Pastor Maldonado non si sarà fermato perché è davvero partito molto prima di noi, quindi sicuramente dovrà fermarsi per il cambio gomme, attenzione ancora si continua, oh mamma mia, ho perso il controllo in questa curva, vediamo se possiamo continuare, abbiamo Nico Rosberg nuovamente dietro di noi, la sua ombra ancora continua a perseguitarci, attenzione che recuperiamo davvero tanto per quanto riguarda lo scorso giro perché ovviamente eravamo fermi ai box, però sicuramente abbiamo effettuato un'ottima prestazione, ancora il nostro giro migliore è quello con cui abbiamo effettuato e ovviamente il giro dove abbiamo effettuato con le gomme morbide, quindi vediamo di continuare da questa parte, grandi, avanti che ce la facciamo, perfetto, ancora il nostro Nico Rosberg, settima posizione, Pastor Maldonado quinto posto, speriamo ragazzi di ottenere almeno la quarta posizione, adesso mi ero dimenticato, ecco perché stava andando così bene, perché sicuramente avevamo impostato la nostra miscela elevata, attenzione, ancora si continua all'interno del secondo settore con questa grande accelerazione, vediamo di continuare, come vanno le gomme ancora non si nota neanche un pelo di usura, quindi ancora siamo proprio sulla cresta dell'onda, vediamo di continuare, grandi, siamo riusciti a recuperare anche nel secondo settore, però qui è proprio Nico Rosberg che potrà effettuare il suo grandioso punteggio, ancora continua, riesce a recuperare tantissimo, vediamo un po', vediamo la sua ombra all'interno del nostro grande specchietto retrovisore, ma è costretto questa volta Vettel 1.35.89, quindi sicuramente uno dei migliori giri, vediamo un po', Pastor Maldonado si è fermato appena adesso, però adesso dovremo fare i conti con il nostro Nico Rosberg che potrà utilizzare l'ala mobile posteriore, si continua con il nostro KERS perché sicuramente riusciremo a effettuare un sorpasso anche su Fernando Alonso, mamma mia che grande sorpasso proprio alla pit lane, vediamo di continuare, quarta posizione, il Raikkonen ricopre il terzo posto. 5 posizioni più indietro. Ok, il nostro caro Pastor sicuramente 5 posizioni più indietro, però abbiamo superato Fernando Alonso ragazzi e questa è davvero una grande notizia per noi, dobbiamo certamente risparmiare i pneumatici e il carburante per Nico Rosberg perché sicuramente dovrà stare in allerta per acciuffarci sicuramente la nostra quarta posizione, attenzione si va un attimino sullo sporco però ancora si continua, però questo ragazzi è sicuramente questa sicuramente sarà una notizia fantastica perché Nico Rosberg non dovrà solo attaccare ma anche difendersi da Fernando Alonso che sarà un osso duro sicuramente da battere, mamma mia, si va un attimo sullo sporco, abbiamo frenato sul cordolo maledizione e abbiamo perso tantissimo, però guardate la trazione della Williams, la grande reattività della nostra autovettura, vediamo come va il carburante e la temperatura, abbastanza bene, perfetto, cerchiamo di continuare da questa parte, abbiamo accelerato un po' troppo, però abbiamo ripreso il comando, ancora si continua, quarta posizione, nono giro, siamo proprio in prossimità del decimo, vediamo un po' come è andato il secondo settore, abbiamo perso circa proprio un distacco proprio millimetrico, attenzione ancora Nico Rosberg dietro di noi, settimo posto, a quinto posto probabilmente Fernando Alonso tenterà il sorpasso, forza che riusciamo a fare qualcosa, cartello dei 100 metri, frenata in vista, attenzione, non facciamo sgommare le gomme e sarà proprio qui che tenterà di effettuare il suo grande sorpasso, Fernando Alonso si è distaccato in maniera proprio concreta dal suo avversario, ancora Nico Rosberg, quinta posizione, tenta il sorpasso, attiva l'ala mobile posteriore, la lotta è tra i due, proprio in prossimità della prima curva, mamma mia, ho frenato troppo tardi, olè, siamo riusciti di nuovo a salire in sella al cavallo della vittoria, vediamo se possiamo continuare, grande accelerazione, decimo giro su 14, 4 giri di combattimento ancora attivi. Pensiamo che la vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. Facciamolo spompare per benino ragazzi, ovviamente il nostro caro amico ha impostato il motore al massimo delle sue caratteristiche, quindi sicuramente vorrà tentare il sorpasso, facciamogli consumare sia gomme che carburante, intanto le nostre gomme vanno abbastanza bene, sono un po' preoccupato sempre per la gomma
anteriore sinistra, perché è quella che ne risente maggiormente. Ci sono molte curve dove questa gomma va ad essere sollecitata in maniera maggiore. Ancora si continua nel secondo settore, attenzione adesso al nostro DRS, vediamo un po' quello che combina, diamo un'occhiata alla nostra grande trazione, lo lasciamo proprio indietro al nostro caro amico. Ancora si continua con il nostro carburante, vediamo un po' come va, diamo un'occhiata ancora a miscela normale, perfetto, attenzione al secondo, eccolo, secondo settore. Questa sezione è una sezione molto complicata perché siamo sempre in salita e sicuramente la nostra autovettura ne risente tantissimo, però stiamo andando proprio alla grande. Meno male ragazzi che per adesso non mi sono capitate gare sul bagnato, siamo stati molto fortunati nelle ultime 4 gare, però sicuramente anche qualche gara sul bagnato ci vuole, ma non sarà oggi perché Nico Rosberg tenta il sorpasso all'esterno nei riguardi della Williams, alettone contro alettone, 100 metri, è costretto nuovamente a rientrare in scia. Mamma mia che gara, è sempre questi colpi, queste emozioni davanti a noi che ovviamente ci passano sotto gli occhi, ma sicuramente questa volta non riuscirà a essere sorpassata. Grazie amico mio, siamo riusciti anche a utilizzare il DRS, l'icona appunto è diventata in verde, attenzione, ok, affrontiamo nuovamente la nostra sezione, perfetto, continuiamo nella maniera migliore, abbiamo ancora un bel po' di KERS disponibile, un bel po' di energia cinetica conservata, ancora la lotta tra Nico Rosberg e Fernando Alonso, è un avvenimento davvero molto importante perché può aiutarci a difendere la nostra quarta posizione. Sarebbe davvero fantastico riuscire a ottenere il quarto posto, avere questi fantastici punti che ci permetterebbero di superare non solo Nico Rosberg ma anche Mark Webber. Attenzione, ancora continuiamo in avanti ragazzi, il prossimo Gran Premio di Spagna arriverà proprio tra qualche giorno perché sicuramente è uno dei miei Gran Premi preferiti, sicuramente io ho 3 Gran Premi preferiti, sicuramente il Gran Premio del Belgio è proprio al top, sicuramente in cima alla classifica, ma ovviamente ritroviamo anche il Gran Premio di Spagna accompagnato dal Gran Premio del Bahrain. Sono ovviamente i circuiti che preferisco, mentre come dire quelli che non mi piacciono molto, come appunto mi avete chiesto, sono quello di Monte Carlo, sicuramente non è un circuito che mi piace particolarmente perché non ci sono grandi possibilità di sorpasso, un circuito che si basa molto sul risultato ottenuto in qualifica per la prima posizione, e sicuramente quello è un Gran Premio dove ci sono sicuramente molti incidenti dovuti sicuramente alla piccola possibilità di sorpasso e soprattutto alla piccola possibilità di mantenere l'aderenza all'interno delle curve, essendoci quindi delle barriere che provocano sicuramente incidenti. Intanto si continua con Nico Rosberg che questa volta non riesce a effettuare il sorpasso perché probabilmente è stato sbarrato all'interno della sua posizione, però vediamo un po' cosa succede. Felipe Massa, non era Fernando Alonso, era Felipe Massa, maledizione. Vediamo un po' con la sua Ferrari, arriva immediatamente come un fulmine, vediamo quello che riesce a combinare, grande lotta tra i due con un bel po' di KERS, forse riusciremo a salvarci, ce l'abbiamo fatta, l'ancora della nostra salvezza è questo KERS. Vediamo un po', ma ragazzi però miglior giro 1.37.560, cioè effettuato un giro migliore con i pneumatici duri qui in gara piuttosto che in qualifica. Grande sorpasso di Felipe Massa sul pilota tedesco, ovviamente il brasiliano questa volta ci starà ovviamente alle costole per i prossimi 2 giri. Cerchiamo adesso di mantenere la calma perché ecco, potete vedere, Nico Rosberg ha utilizzato il carburante e soprattutto le gomme al massimo per tentare il nostro sorpasso, si sono usurate sicuramente e quindi il nostro grande Felipe Massa è riuscito a ottenere il sorpasso. Intanto noi stiamo procedendo sempre con completa tranquillità, non stiamo sforzando più di tanto le nostre gomme che come potete ben vedere sono abbastanza tranquille, accompagnate dal nostro carburante che ancora ne abbiamo ovviamente tantissimo nella nostra riserva principale. Ancora si continua, oh mio Dio, questa volta affrontata malissimo questa curva, ci siamo quasi fermati e qui Felipe Massa potrà tentare il sorpasso, utilizza la mobile posteriore, non ci voleva, attenzione 1 contro 1, maledizione, attiviamo la nostra miscela elevata, vediamo un po' quello che possiamo combinare. Oh mamma mia, all'esterno, mamma mia che sorpasso da parte della Williams, grande mossa. Il nostro ingegnere, dove sono i complimenti? Il nostro ingegnere ci deve fare almeno un complimento per quello che abbiamo combinato. Attenzione, lo so che abbiamo peggiorato, scusate, ma quella curva ovviamente anche ella è difficile, però dobbiamo mantenere il controllo. Miscela normale, vediamo un po', Felipe Massa ancora dietro di noi, il nostro grande brasiliano, attenzione, il quarto posto me lo voglio tenere serrato con i denti, speriamo di non fare la stessa fine che abbiamo fatto in Malesia, che abbiamo consumato tutti i pneumatici. Attenzione, ecco, siamo molto distanti, vediamo un po', paura per quel dannato pneumatico anteriore sinistro. Felipe Massa si fa sempre più grande negli specchietti, arriva la testa rossa, mamma mia quanto è veloce, eccolo, che grande velocità massima, avrà l'alettone bassissimo ragazzi, avrà proprio l'alettone bassissimissimo mamma mia, avete visto proprio spuntato un cavallino rampante proprio dietro la nostra posizione in maniera proprio rapidissima, non sono riuscito neanche a dare un occhio. Comunque questo sicuramente proprio adesso analizzando la sua prestazione avrà un alettone anteriore e posteriore davvero molto basso per ottenere grandi prestazioni nei rettilinei. Infatti sono proprio quelle le zone in cui andiamo a perdere noi stessi, perché il nostro assetto è un assetto bilanciato, non è un assetto dove offre grandi possibilità in rettilineo, abbiamo ottime possibilità in curva, ma in rettilineo siamo un pochino strozzati e quindi il nostro grande Felipe Massa, avendo un alettone probabilmente più basso del nostro, avrà una maggiore velocità di punta della
nostra, e quindi riuscirà sicuramente ad avere grandi prestazioni in rettilineo. Attenzione, vediamo di affrontare questa curva nella maniera migliore, questa volta affrontata al bacio, perfetto. Attenzione ancora Felipe Massa, quinto posto, quello che riesce a fare, attenzione sotto il muretto appunto della Pirelli, attenzione, ecco siamo passati appena adesso, vediamo un po', la sua ombra si fa sempre più vicina, attenzione, ottima frenata, però mi sa che stiamo andando a slittare un pochettino, dai che ce la facciamo, vediamo un po' quello che possiamo combinare. Vi ricordo che l'obiettivo per questa gara è il nono posto, inizia l'ultimo giro ragazzi, da difendere con i denti la nostra postazione, attenzione, attenzione, siamo riusciti a recuperare 5 decimi di secondo, ancora si continua con un intero serpentone di piloti, Felipe Massa ancora dietro di noi, vediamo se possiamo costringerlo all'interno, eccolo che tenta il sorpasso, maledizione, ho frenato troppo presto, andiamo, la lotta è tra i due, vediamo se possiamo farcela all'ultimo giro ragazzi, è l'ultimo giro, DRS attivo con il KERS, dobbiamo superarlo, 1 contro 1, testa rossa viene superata appena adesso, 309 km/h, ce l'abbiamo fatta, no, non ho frenato, la lotta è tra i due all'ultimo giro, per il quarto posto, ancora si continua, Felipe Massa quinto posto, attenzione che lotta, mamma mia, non ho frenato proprio rapidamente, però il carburante che abbiamo conservato adesso ce lo dobbiamo risparmiare, non voglio combinare una stupidaggine adesso nell'ultimo giro, quindi cerchiamo di riservare il nostro KERS per i prossimi giri, avanti per le prossime curve, andiamo che voglio vincere questa gara, andiamo, simbolicamente parlando ragazzi, andiamo avanti, un decimo di secondo da noi, forza che ci riusciamo, il carburante. No, il nostro ingegnere non ha detto niente, però abbiamo una riserva del carburante che si è appena accesa, sicuramente ci saranno problemi per i prossimi giri, cerchiamo di finire adesso ragazzi, avanti, abbiamo ancora un bel po' di KERS da recuperare appena adesso, avanti, l'abbiamo distanziato tantissimo, forse che riusciamo a ottenere un ottimo punteggio, quinto posto Felipe Massa, Lewis Hamilton vince la gara, però è dietro di noi, e ci tocca il ferrarista, maledizione, ci ha appena toccato l'alettone posteriore, non voglio perdere questa gara, ancora il nostro carburante al massimo, anche se dovranno portarmi col carro attrezzi. Attenzione, avanti, no, pessima curva, si continua, Felipe Massa 1 contro 1, è molto vicino, conduciamolo all'interno deve passare, attenzione, la lotta tra i due, c'è poco spazio, è costretto nuovamente a rientrare, mamma mia, attenzione, vediamo quello che riusciamo a combinare, avanti, vediamo se riusciamo a ottenere la grande vittoria, quarto posto, vediamo se riusciamo a farlo, attenzione, Felipe Massa quinta posizione, non riesce a ottenere la nostra posizione, alziamo i pugni al cielo, e questa volta finalmente si ottiene una grande posizione, sicuramente lottata fino all'ultimo, avevamo Nico Rosberg, Felipe Massa di dietro che ci hanno costretto fino all'ultimo a tenere la guardia alta. 12 punti. Grande, il nostro ingegnere poteva essere un attimino un pochino più entusiasta, però accettiamo la sua benevolenza, 12 punti in più, vediamo come va adesso all'interno del nostro campionato piloti e costruttori, intanto Pastor Maldonado ricopre la 13ª posizione, quindi non è entrato in zona punti, però vediamo un po' come è finita la gara. Allora, Lewis Hamilton primo posto, secondo posto Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, davvero grande lavoro, sicuramente se fossimo riusciti a ottenere il sorpasso nei riguardi appunto del nostro pilota Raikkonen nel terzo quarto giro saremmo arrivati terzi, però sicuramente un risultato molto interessante. La classifica del mondiale piloti ti vede attualmente al 7° posto. Bene, abbiamo recuperato 2 posti sia su Sergio Perez che su Jenson Button, appunto siamo riusciti a scavalcare Mark Webber, Felipe Massa con questa sportellata in faccia che gli abbiamo appena dato ancora si ritrova all'11° posto, comunque siamo molto vicini sia a Grosjean, ma siamo ancora molto vicini anche a Lewis Hamilton e a Nico Rosberg, basta ovviamente concentrarsi e vincere anche le prossime gare. Vediamo per quanto riguarda invece il campionato costruttore, perfetto, purtroppo ho lasciato andare il dito, quindi siamo probabilmente andati nella nostra sezione dei box, ci fanno ovviamente le congratulazioni. Questa è una gara che è andata proprio in maniera diversa da quella della Cina, siamo riusciti a ottenere, e ovviamente lo sapevo perché era una appunto delle mie gare preferite, sapevo come destreggiarmi all'interno delle curve, l'assetto ovviamente l'avevo studiato parecchio, e quindi questi sono ovviamente i risultati che si ottengono in queste gare. Il Gran Premio della Cina siamo riusciti a mantenere la testa alta ottenendo l'11° posto, però Edward Van Elgen è felice per aver battuto il proprio compagno di squadra. Intanto Lewis Hamilton ottiene una grande vittoria, memorabile la definiscono i giornalisti, però anche noi siamo stati memorabili, abbiamo ottenuto un secondo rango della nostra esperienza che ci fornirà grandi possibilità nei prossimi giorni per ottenere offerte dai nostri cari ragazzoni. Allora, per quanto riguarda il Gran Premio della Catalogna in Spagna abbiamo tempo abbastanza tranquillo, sereno, dati di gara molto interessanti, tempo di qualifica 1.35.388 probabilmente, eccolo, il nostro Vettel 1.34, comunque molto prestazionale, e sicuramente ci riassumono il risultato che abbiamo ottenuto quest'oggi, domenica 21 aprile, nei riguardi del nostro caro Pastor Maldonado. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, sia
siamo riusciti a ottenere davvero ottime prestazioni, ci stiamo allontanando sempre più dal nostro grande Pastor Maldonado. Il prossimo Gran Premio sarà un Gran Premio denominato appunto di ricerca e sviluppo, perché all'interno del quale riusciremo a migliorare ancora la nostra autovettura. Comunque cercheremo di affrontarlo nella maniera migliore. Arriverà, ragazzi, tra qualche giorno, credo tra circa una settimana, 5 giorni, una settimana al massimo, perché sicuramente devo sfruttare ovviamente il tempo con cui vengono caricati i Gran Premi di Formula 1 2013 sono subordinati al tempo con cui vado a sfruttare la sete, sicuramente quando mi sento sicuro della pista, perché ovviamente in una pista dove non sono molto sicuro andrei a perdere davvero tante posizioni. Quindi nel momento in cui l'assetto è perfetto, la nostra posizione, la nostra situazione ovviamente mentale a livello ovviamente stradale è perfetta, arriverà il Gran Premio. Quindi probabilmente una settimana, ragazzi, arriverà il Gran Premio della Catalunya. Fatemi sapere che cosa ne pensate, vi lascio addirittura con la nostra classifica per farvi dare ancora un'ultima occhiata alle nostre posizioni, anche le posizioni dei nostri avversari. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti!